amici bellini, aspettate un pochino, come di solito si aspetta quando si aspettano notizie un pochino più interessanti. Però ho deciso di farlo partire questo video per fare un recap velocissimo di quella che è stata la 19ª giornata e quindi l'ultima giornata del campionato. E poi sono usciti dei nomi mentre studiavo. Ngonge, parliamone. Ngonge del Verona. Draster, benvenuto sul canale. Noi diamo il benvenuto ai nuovi iscritti e non possiamo ancora dare il benvenuto ai nuovi acquisti. Diciamoci quello che è. Se voi lasciate un po' di like, magari sblocchiamo anche questa situazione. Non è vero, i like sono li lasciate se vi interessano i video e se li trovate sfiziosi. Grazie a tutti. E andiamo velocemente perché in questo video, visto che io mi sveglio di notte, è un pazzo, è arrivato, ma c'è successo qualche cosa, leggo Barak, mi rimetto sotto alle coperte e poi quando mi risveglio. Andiamo veloce a parlare di questa cosa. Prima però, con un'analisi tattica, vedete, ci spostiamo da questa parte, stato di forma, possiamo fare delle proiezioni per quelle che sarà il punteggio utile per arrivare in Champions League. Andiamo a vedere, ma prima di tutto quello che mi piace sempre fare è fare il minimo XG e il massimo XG della giornata. Il minimo XG lo registra il Genoa, squadra tosta che ha bloccato il Bologna per 1-1, però creano un pochino, il Genoa sta facendo dei miracoli. Questo Gudmundsson fondamentalmente veramente un giocatore di un altro livello e di un'altra categoria. Poi sono abbastanza tosti in difesa. Adesso capiamo la situazione di Dragosin. Vedete, questo è un video che riguarda il mercato anche mentre parliamo delle squadre come si stanno comportando in campionato, perché adesso su Dragosin, mentre insiste il Tottenham, c'è stata la voce del Bayern, quindi questo Bayern di Monaco con Kim e il futuro e il potenziale erede di Kim. Non si vengono a prendere a Nathan, ma prendono o un Dragosin o questo Dier del Tottenham, che è un nome che pure era uscito per il Napoli. Insomma, tutti gli intrecci tra questi difensori si rincorrono. Quindi minimo XG per il Genoa con 0,15 e massimo XG per la Roma questa volta con 2,58. Il secondo XG di giornata lo registra proprio il Torino con il Napoli, quindi ne abbiamo parlato della partita, insomma abbiamo concesso l'impossibile. L'Inter vince in qualche modo con il Verona e ne abbiamo viste di tutti i colori. C'era un amico bellino che mi diceva: attenzione quando parli di quel contatto di bastoni, la gomitata, la spinta, è stata una spallata, vedi bene. Sto notando che allora l'unica piattaforma dove ti permettono di mettere i replay brevi, un po' sfocati, un po' mangiucchiati è X, e su X ogni tanto questi replay, insomma, di giocate restano e quindi tu ti puoi fare un'idea. Sto notando che appena succede qualcosa di controverso c'è sempre il replay che inchioda la verità. Dopodiché dopo un paio d'ore, dopo 2 o 3 ore, esce un altro replay da un'altra inquadratura che dimostra tutt'altra verità. E stiamo vedendo questo con molte occasioni dell'Inter, e abbiamo viste anche quando riguardava noi, no? Il contatto Lautaro con Lobotka e tutta una serie di cose. Per quanto riguarda quella di Bastoni, da una parte sembra una vera e propria gomitata, dall'altra parte poca roba. Idem per quanto riguarda quel fallo di gomito di Carlos Augusto, e da una parte era netto, poi sembra che prende la schiena, e da un'altra parte si vede proprio la mano che fa così, quindi effettivamente gli prende il gomito. Ma prenderà prima la schiena e poi il gomito? Quello che mi interessa dirvi è che la confusione è totale e che io non vedo, cioè se voi ascoltate milanisti e juventini, l'Inter e la Marotta League sono aiutatissimi. Se ascoltate gli interisti ti ripeteranno quello che invece è successo a favore della Juve o a favore del Milan, perché ognuno ha qualcosa di clamoroso che non è stato chiamato. Pulisic che se la giusta col braccio e porta 3 punti al Milan, la situazione con il Bologna, con la Juventus, quella insomma ce ne sono tantissime a favore e contro un po' tutte le squadre. Si è creata la confusione e adesso
arrivato il momento probabilmente di cambiare un po' le regole, di cambiare quelli che sono i protocolli, perché ad oggi sono scontenti tutti, e non lo so se tutti scontenti vuol dire nessuno scontento. Forse questa è la strategia, in modo tale che se si lamentano tutti, alla fine il sistema verrà ritenuto equo, con la famosa strozzata, ricordate? Alla fine tutto si bilancia, si pareggia, ma quando mai? Non è proprio detto. Quindi questa è la situazione. Il Monza batte il Frosinone. Mi dispiace sottolineare lo stato di forma del Frosinone, che ci batte 4-0, ma in campionato, come potete vedere, pareggio e 4 sconfitte. Non era una squadra. Ti dici tu, il quando hai incontrato un Frosinone che era il fulmine di guerra e quindi soccombi così? No, purtroppo proprio no. Quindi 4 sconfitte consecutive per il Frosinone. Lecce Cagliari 1-1. Il Sassuolo batte la Fiorentina e questo è un upset importante per quanto riguarda la Champions. Il Milan fa un sobboccone dell'Empoli. La Lazio di cortomuso batte l'Udinese, e l'Udinese ci ricorda Perez, perché adesso, sfumato Dragusin, si parla di Perez dell'Udinese come difensore centrale. Ci arriveremo. E quindi la Juventus, gran gol di Vlahovic, bisogna dirlo, nel finalissimo, batte la Salernitana, che si ritrova ultimissima in classifica. Roma-Atalanta 1-1. Il che non fa scappare nessuna delle due, guadagnano però entrambe un punto sul Napoli e la classifica parla chiaro. Come vedete qui c'è un gran buco tra la Juventus e il Milan di ben 7 punti, e poi il Milan stesso ha 6 punti di vantaggio sulla Fiorentina, che in questo momento è quarta in classifica. Dopodiché, in pochi punti, bisogna dire, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Lazio, Roma e Napoli in pochi punti. Ci dobbiamo aggiungere anche il Torino, perché il Torino con la vittoria sul Napoli si mette a 27, a un solo punto dal Napoli, eppure il Monza sta a 3 punti. Quindi attenzione, perché se il Napoli vince, perché adesso dobbiamo dare uno sguardo anche a quella che è la prossima giornata, si può mettere a 31. Non raggiungi il quinto posto potrebbe diventare la salvezza. Adesso c'è gente che sta pensando così. Vabbè. Non raggiungi niente, però ti tieni indietro quelle là, perché altrimenti, se scivoli ancora, ti può raggiungere anche il Monza, e già siamo in una condizione che devi scrollare il telefonino per trovare il Napoli, perché non si è mai vista, era da tempi immemori che una classifica parlava così per il Napoli. Ci interessa la partita con la Salernitana anche per un altro motivo, perché ci prepara alla partita di Supercoppa, che è un dentro fuori di 2 gare che, se la fai, almeno ti togli una soddisfazione. Con un Abraham Tattico vi volevo proporre questa schermata, perché il Napoli, con Mazzocchi squalificato ovviamente, che resta diffidato, attenzione, bisogna dirlo, si è aggiunto come tra i diffidati anche Juan Jesus, quindi abbiamo 3 quarti di difesa diffidata: Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Kvara e Caiuste. Questo è importante perché è uscito, poi finalmente hanno chiarito il regolamento per le diffide e le squalifiche per la Supercoppa. Se con la Salernitana uno di questi giocatori venisse ammonito, la squalifica non te la porti in Supercoppa, ma te la porti alla prossima partita di campionato con la Lazio. Idem succede se vieni ammonito durante la Supercoppa. Quindi se succede qualcosa, questi qua te li puoi portare in Supercoppa, ma se succede qualcosa in Supercoppa comunque la sconti poi in campionato. Quindi quando noi parliamo bisogna muoversi per fare il mercato, e anche per stare un po' più tranquilli sotto questo punto di vista, perché già sono pochi giocatori, ci sono dei giocatori infortunati. Il Napoli in questo momento è in ritiro, sempre il reporter allenamento. Mi pare che non siete iscritti al canale Telegram, mi pare proprio che sia questa la cosa, che Oliveira si stia rivedendo, insomma sta cercando di rivedere il campo. Ci serviranno tutti, ma attenzione anche a questa questione qua, perché un acquisto abbiamo fatto, che è Mazzocchi, che è arrivato già diffidato, anche espulso, e che continua a essere diffidato, quindi siamo veramente in grande difficoltà. E in questo rientra anche, secondo me, la questione Zanoli, perché era dato già di per certo al Genoa, però se poi il Genoa fa l'affare Dragusin e inserisce la contropartita, chi comprerà poi Dragusin potrebbe non essere più interessato a Zanoli, e quindi rimani con un esubero importante, non a livello di ingaggio, perché Zanoli prende 2 noccioline, però un altro che non giocherà mai, non giocava prima, non giocherà dopo, e quindi veramente un altro errore proprio in sede di mercato, perché a quanto pare Zanoli aveva mercato quest'estate, quindi avresti potuto anticipare tutto, fare l'operazione e avere anche più soldi a disposizione da utilizzare adesso. Ma come li utilizzi questi soldi che hai a disposizione adesso, visto che noi dobbiamo unire i punti, e visto che esce il nome di Ngonge, visto che il Verona è un po' disastrato e sembra che stia
smobilitando un po' tutto. A me Ngonge non dispiace, capiamoci. Ecco perché ci serve fare il recap della Serie A e guardare anche le altre squadre. Le poche volte che ho osservato Ngonge da vicino con partite intere, è un giocatore che sulla fascia destra fa il suo dovere, è un classico mancino che gioca su quella fascia, è un buon profilo per essere un vice Politano. Ora però noi dobbiamo ragionare su una cosa: è un profilo per fare il vice Politano e quindi vi siete resi conto che Lindstrom non lo è, e quindi state in questo momento sostituendo Lozano con un po' di mesi di ritardo, mettendo questo profilo al posto, perché ci siamo, perché l'età è giusta, perché è 23 anni, è del 2000, di piede sinistro, gioca principalmente a sinistra, può giocare anche sotto punta, 1,80, belga, bene, è un giocatore che può fare il suo. 5 gol e 2 assist, insomma, in una squadra che non è una squadra che sta andando benissimo, va bene. Quindi se vi siete resi conto che Lindstrom non fa il caso nostro su quella fascia, oppure se esiste effettivamente quell'offerta per Politano di cui si parlava. Io continuo a dubitare che ci sia quell'offerta, altrimenti la devi assolutamente accettare, e il ragazzo anche la deve accettare. Cosa stai aspettando? È un treno che non passa più. Quindi idem per quanto riguarda le frottole che ci stanno dicendo, perché ne leggo una dietro l'altra, e l'ultima, dopo il grande rinnovo proposto a Politano, adesso anche il rinnovo a Zielinski di 5 milioni. Ma voi veramente pensate che stiamo cretini? Voi veramente state pensando? Io non posso accettare di dover commentare un articolo che dice 5 milioni per Zielinski con la clausola. Se è vero, è sbagliato, cioè lo dobbiamo commentare così. Se fosse vero questa offerta, se fosse vera questa trattativa, stai offrendo 5 milioni a Zielinski in questo momento, quando sta giocando anche male. Gliele ha offerto al ribasso quando aveva l'offerta dell'Arabia, e adesso glielo offri al rialzo in questi termini. Non è possibile proprio, quindi non è possibile. E certe notizie vanno commentate per quello che so. Non è possibile, è una balla, è una frottola vera e propria. E ricorda le varie balle o le varie voci che vengono messe a bella posta quando il giocatore è già ampiamente in altri lidi, è già stato tolto da mezzo, venduto, oppure se n'è andato, e quindi poi esce questa cosa: ma quello ci ha provato, poi se quello non gli piace la pizza, come fai? E quindi va bene. Quindi sempre aspettando notizie su Samardžić, che confermano semplicemente una lentezza assoluta, virgola una scelta di giocatore complicato e problematico che non avresti dovuto nemmeno cominciare a trattare, perché lo sapevi già che il ragazzo era problematico. E visto che hai delle esigenze immediate, e visto che Elmas non hai avuto problemi a vendertelo a Natale, leggevo un tweet, non so di chi, tornerà prima Anghissà dalla Coppa d'Africa che non quello che dovevi comprare per sostituirlo e per dare una mano a Cajuste. Ed è plausibile. È plausibile che tornerà prima chissà. Quindi Elmas via, Samardžić che poteva numericamente andare a coprire la cessione di Elmas, ancora dobbiamo fare. È in ritardo, cioè seppure arriva domani mattina è arrivato in ritardo, e arriva in ritardo in ritiro, arriva direttamente nell'albergo di Pozzuoli, eccetera eccetera. È una situazione veramente allo sbando, veramente pazzesco. E quindi Ngonge Verona, gli altri no, Mazzocchi Salernitana, Perez Samardžić potrebbe essere una combo, ecco perché stanno perdendo tempo, così fai la combo dall'Udinese. Signori miei, Perez, giocatore interessante perché l'Atletico Madrid non molla completamente il giocatore, che ha un diritto di recompra, leggo, per le prossime 3 sezioni estive per 10, 12,5 e 15 milioni. Quindi se il ragazzo dovesse esplodere, l'Atletico Madrid c'ha questo diritto. Poi non lo so se tu lo vendi, se questo diritto vale, di solito si va in tribunale per queste cose qua. Comunque, quindi anche questo è un profilo complicato che secondo me non dovresti proprio trattare. Comunque, anche qui 23 anni, quindi abbiamo una continuità di profili, siamo tra i 21 e i 23 anni, e sono tutti dei profili che stanno nel campionato italiano, ma in squadre piccoline che stanno cercando di salvarsi, e non sappiamo se si salveranno.
Questo non significa che i giocatori non sono buoni a prescindere, significa semplicemente che questi tipi di giocatori, che magari nelle squadre piccole si impostano e fanno anche bene, devono poi venire in un contesto dove tutto funziona. Ci devono essere dei leader che ti guidano, ci deve essere chi ti introduce e devono essere allenati da un allenatore che è il leader anche lui, e quindi ti mette nelle condizioni di esplodere e di crescere. Quindi in questo momento tutto questo mercato di cui si parla, poi non voglio nemmeno commentarlo Barak, perché Barak 4 anni fa sì, mi avrebbe anche fatto piacere, ma adesso che non gioca una partita da una vita in una squadra dove praticamente l'italiano li gira tutti quelli della rosa pur di arrivare a 132 formazioni consecutive, Barak comunque non trova spazio, è qualcosa che ti farebbe ti dovrebbe far riflettere, no? Quindi il mercato come si sta sviluppando del Napoli, al di là della lentezza e dei nomi che abbiamo depennato, per esempio Dragosin non lo abbiamo depennato, no? C'è ancora qualcuno che dice no, ma secondo me viene, non mi pare, non abbiamo potuto depennare. Adesso parliamo di Perez e vediamo. Poi possiamo parlare di Ingonge, possiamo parlare di Barak, possiamo parlare di quelli che volete voi. Ma è tardi, è già tardi, perché siamo al 9 gennaio e il 13 si gioca con la Salernitana. Dopodiché il 18 si va in trasferta, si va in Arabia. Ora, ci sono anche notizie, dice della rete, insomma, quello sta in vacanza un po' in Spagna, così. Quindi o è rimasto solo Meluso a fare il mercato, oppure si allungano ancora di più i tempi, perché Meluso decide una cosa, poi devono telefonare della rete, se no della rete si dice col padre di Savic ci parlo io. Signori, ditemi voi se da questa situazione se ne esce con il mercato. Non se ne esce con il mercato, come era prevedibile immaginare, e quindi De Laurentiis ci può dire quello che vuole lui, che lui chiede scuse, che è responsabile, che rimedia con il mercato. Il tempo perduto, il tempo è perduto, i punti sono perduti e il mercato nemmeno lo stai facendo, perché se fossero arrivati dei giocatori il 1 gennaio, il 2 gennaio, il 3 gennaio, tu dicevi vabbè, si cominciano ad ambientare, un Samardžić poteva anche portarti qualche gol, qualche punto col Torino, che ne sai, magari invece di mettere Mazzocchi mettevi Samardžić al posto di Zielinski, e invece no, ti sei infognato in una situazione come con Dragosin, che sono più grandi di te, che non riesci a risolvere in poco tempo. Quindi andavano scelti altri profili che non sono così complicati per il... Vediamo. E noi continuiamo a dire vediamo, e questa è la situazione. E per quanto riguarda la classifica nel finale, perché volendo aggrapparci alle speranze dei numeri, io capisco che il Napoli non è lontanissimo a livello di punti dal quarto posto, perché tu dici vabbè, 28, 33, secondo me è lontanissimo, ma voglio essere con voi, si può fare eccetera eccetera. Sapete qual è il problema? E ve lo ripeto per quelli che magari sono nuovi: troppe squadre. Quando ci sono così tante squadre, devono crollarne troppe mentre tu non perdi un colpo per 3-4 partite consecutive, no? Che tu vinci e le altre inciampano così. Ma se inciampano, a un certo punto una che inciampa favorisce l'altra, visto che sono così tante, perché ci sono scontri diretti. E dando uno sguardo a quello che sarà la prossima partita, il prossimo turno di campionato, per esempio diamo per scontato, e non è scontato, che il Napoli fa risultato con la Salernità. Genoa-Torino facciamo che non ci interessa. Diciamo che Lazio la Lazio con Lecce, il Bologna con il Cagliari, la Fiorentina con l'Udinese, che sarà anche indebolita perché noi ci compriamo Perez e Samardžić. Qua Milan-Roma, magari il Milan allunga e quindi la Roma si blocca un pochino. L'Atalanta però gioca col Frosinone. Vi rendete conto di quante congiunzioni astrali devono capitare con un Napoli che improvvisamente comincia a macinare gioco e comincia a segnare di nuovo? Quante ne devono capitare per un lungo periodo, perché non basta una partita, ne servono 3 o 4. Il calendario non è una cosa favorevole, quindi sì, è ancora lungo, e io vi ripeto, se è ancora lungo è una tragedia, perché io più a lungo di così quest'anno non ce la faccio più ad andare. Non vedo l'ora che si chiuda e si possa parlare seriamente. Se Meluso viene confermato, si diano poteri a Meluso e poi si giudicherà Meluso per quello che ha fatto. Io voglio il nuovo allenatore e voglio cominciare a ragionare sul nuovo allenatore. Non ce la faccio più a sentire ancora quelle cose di mercato, giocatorini che arrivano, e che cosa cambia?
che cosa cambierebbe? Assolutamente niente. Quindi io onestamente la facciamo tutta la cronaca perché fa parte del percorso anche, ma non mi dite che è ancora lungo, perché altrimenti mi viene una cosa. Speriamo che è corto e possiamo subito voltare pagina, perché il Napoli deve voltare pagina. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non mollate, mettete sotto il commento con l'emoji del cucchiaio, perché certe cose, ve lo ricordate Matrix? Cucchiaio, cioè, se tu provi a piegare il cucchiaio, l'unica soluzione è che non ti devi sforzare, devi solo ragionare su un fatto. Il cucchiaio, Conte, non esiste.